Una zitellina paesana, come quella di tutti i zitelli di un nostro coglione, perché non era mica un luogo né ricco né povero, eravamo tutti a una para. E babbo lavorava in campagna, partiva a mano all'alba, giungeva a sera alla notte, mamma stava in casa e i zitelli giocavamo passe strette e anche passe campagne, perché le campagne tante erano popolate. Quelle di zitellina come ognuno, perché un mondo è nuovo, perché vivremo anche l'occhio noi. Oggi è un mondo vecchio, ma ferma in petto e in cuore. E beh, questo mondo nuovo, questo mondo che si aspetta tutto da ciò che è da essere. Un mondo, quando è giovane, quando è zitelli, dunque io sono l'anno di zitellina. Tutto e nulla. Dunque era un'epoca che lo si campava, anche 50 anni di ritardi, una era quella del paese, ma per rapporto all'evoluzione che si è fatta c'era 500 anni di ritardi, perché a Corsica degli anni 50 e 60 era la stessa che quella dei tempi di Pasquale Paoli e che quella dei tempi di San Piero e poi che quella dei tempi di 1000 anni prima, non c'era varuna sfalenza, a parte c'era due vitture in paese, era la grande rivoluzione, non c'era nulla di cambiato. E poi di colpo una implosione, e forse di ora che empiano un vuoto che è grande. Dunque tutto e nulla, tutto ciò che c'era tanto. Che c'erano le campagne popolate, che c'erano i paesi pieni, le scuole piene, che c'erano questa meraviglia di una società che campava con questa cultura, con i suoi valori, con la sua maniera di vedere il mondo. E ciò che è accaduto a Corsica, di questa spacchiera di tutta la vita in poco tempo. È un momento storico di tutte le possibilità, perché si scappava dalla Corsica per andare a lavorare altrove, per stantarsi. E oggi invece giungono ancora altro per valorizzare la Corsica. E allora tutte le possibilità sono qui, tutto ciò che permette di un bene che permette un sviluppo, che permette di noi che a ente campi di un'altra maniera, non si può più campare come all'Antigogna, come noi diciamo. Allora pure noi bene, sarebbe una buona che noi, che ci siamo, che ne sappiamo approfittare e fare ciò che lì vorranno fare quegli altri. E imparare a noi, di noi, parecchi di noi, e a noi di farci valere. Non penso mica avere messaggio specialmente. I messaggi di vecchi sono messaggi vecchi. E non ho mica vocazione a dare messaggi vecchi a un paese nuovo.